Non ho capito il ruolo mio qual è? Siamo alla pari. No, ma Che- la pari, ma che cosa? Perché ci vendiamo un occhio, prima il destro, poi il sinistro, e, e- e facciamo parte dello stesso team. Sì. Va bene, no? Non è che ne sappia molto, però vendiamoci, ma Sì, ma è semplicemente un gioco visivo, sì. non ha niente, Sì. non è E il nessun- mio qual è? Allora, siccome abbiamo tre colori, allora sono da organizzare, uno è rosso e l'altro è celeste, va bene Mario? Sì, E però vabbè, il verde, il verde lo prendo io. perfetto, e per me l'azzurro allora va bene. Sì, Sì, facciamo così, glielo metti tu a Bachisio. semplifichiamo. Ah, è da costruire, cioè, Sì, sì, cioè è da fare in modo tale che, Sì. che un occhio. Un occhio sia coperto. poi facciamo il E selfie poi per una tutte e volta tre. il destro e una volta il sinistro. Aiutalo, sì, aiutalo. Aiutalo tu, Giosuè. Io ho dei limiti alle mani, mi sa che chiedo aiuto a Beatrice. Sì, chiamala. Allora. Facciamo così? Vabbè, dai, ma forse ce la facciamo anche noi, dai, daccelo così che va bene. Io allora qui sto facendo il nodo, non stringo Benissimo. troppo, né ti tiro e non ti tiro sospiro. Sì, va bene così, dai. Sì, Così, fa vedere. Sì. Però magari seduto nella sedia, no? Sì, fallo sedere. Accompagnalo. Come accompagnano? Qual è la- Qui la sedia quella è Quale? è preparata per questa? te. Sì, sì. Benissimo. È la poltrona del re. E quindi io sarei Mosè Dayan Sì, con un occhio bendato su una sedia a regale. sì, sì. E Sì, chi meglio di me? sì, Cosa mi danno? Anche un premio Nobel per la pace? sì, sì, ce lo danno tutti Ma e tre. veramente io sono Mosè Dayan, sono un uomo della guerra. Come mai mi danno Non se un ne premio tutti della e tre, pace? della pace e della guerra. Guerra e pace allora, dai. Ma guerra e Quindi pace? ce la facciamo noi tre così come siamo senza cercare nessuno. Sì, è però- la cosa migliore. Adesso lo metti a me. Ma guerra e pace però, adesso non mi ricordo, non mi pare che sia un autore russo, è Mosè Dayan l'autore. Beh, Non ce lo ricordiamo bene. No, io no, di queste storie in letteratura sono un asino. dai, adesso mi fermo un attimo con la ripresa in modo tale che lo metti anche a me e ci facciamo il selfie tutti e Ma tre. la fotografia. La fotografia, dai. E poi dobbiamo cambiare occhio anche. Ehi. Oh, cambiare bene, occhio no, Dai, soltanto questo facciamo. Cambiare sì, la bello, però dobbiamo cambiare occhio. No, invece Bachisio, cosa ne dici dell'idea di Gesuino di trasformare la sua casa in un museo? Lui lo chiama museo alla portoghese. Mosè, questa è un'idea felicissima Ah, ecco, che lui aveva da tempo. sì. Io mi ricordo che questa idea del museo apparteneva proprio a un suo desiderio, ma cosa ti posso dire, 30 anni fa. Quindi vedi che il concetto di museo proprio gli turbinava Sì. sì. in mente, finché lo sta realizzando davvero. Ma prima aveva già preparato dei simil musei particolari, angoli particolari, quindi ha un ricco allenamento nella formazione finale e sono sicuro che verrà. Vedi già, è una cosa meravigliosa. Qui Bisogna dargli merito. Certo, qui c'è poi oltretutto un vissuto incredibile perché a differenza di altri musei che magari sono soltanto locali, qui diciamo è confluito un po' tutto il mondo in base ai viaggi che Gesuino ha fatto. Ah, per forza, lui praticamente dove andava riportava sempre qualcosa di locale. Quindi puoi immaginare, ha girato mezzo mondo, anzi non mezzo, tutto il mondo ha girato. Per cui è chiaro che qui c'è, ogni oggetto racconta di un viaggio, racconta delle emozioni, perché le emozioni c'erano perché lui come cantante era sul versante, no, della creatività, quindi dei sentimenti e anche gusto nel riportare oggettini non di tipo, no, da folclorismo gratuito, ma tutti oggetti che in qualche modo raccontano la storia del suo viaggio stesso.
No, no, è stato bravissimo. Adesso vediamo il compimento finale. Tu come pensi che possa reagire la gente a questo, diciamo, apparente caos? Beh, lì bisogna distinguere. Se arriva gente con un certo gusto che sa leggere nell'apparente disordine, perché il disordine è apparente, in realtà tutto è ordinato anche sul versante degli oggetti, ciascuno al suo posto, pur perché il disordine appartiene al disordine dei viaggi, alla molteplicità delle esperienze. Certo. Guai se creassi un ordine su quel versante, allora diventa un canone fisso. Quindi anche questo dell'apparente disordine. Certo, se arriva uno un po' così sprovveduto, abituato ai luoghi comuni, ma magari può dire sì, vabbè, ma che museo è questo? Però vuol dire che quello non barrivat, diciamo, cioè non ha il gusto non è sensibile al vedere come l'oggetto singolarmente parla e racconta la sua storia. Ecco, a proposito degli oggetti, gli oggetti parlano, hai detto, vero? Certo. Perché? Ma perché l'oggetto racconta della sua origine, quindi dell'artista che lo ha prodotto, racconta della storia dell'antropologia locale, asiatica, africana, americana, sudamericana, statunitense, messicana, quindi ogni oggetto è anche oggetto antropologico, ma poi è anche oggetto psicologico di gesuino, perché nella scelta è che lui, come dire, prende e acquista e porta con sé in funzione di una sua emozione. Quindi c'è psicologia, sociologia, antropologia, tradizioni popolari, storia dell'arte, dell'artigianato locale. Insomma, è una ricchezza infinita. E anche musica. E musica, poi, dato che lui, essendo di Cordas e Cannasa, quindi c'ha Cordas e Cannasa anche. Sì. Bene. Tu, Bachisio, Gesuino lo conosci da tempo. Da tempo immemorabile. Siamo giovanissimi, adesso tu quando mi hai fatto questa domanda forse volevi anche insinuare qualcosa. No, noi siamo giovani, però ci conosciamo da 40 anni. Che cosa puoi dire sull'esperienza dei Cordas e Canas? Hanno innovato così il mondo musicale sardo, il loro ruolo, in che cosa è consistito soprattutto? Per noi bittesi, io parlo di quando ero a Bitti allora. Sì. Per noi bittesi era Sol de Terranova, dicevamo, Cordas e Cannal de Terranova. Per noi era esplosivo questo rapporto e questo ascolto. E avevamo anche un concetto proprio alto, poi conoscendoli e anche iniziando un'amicizia non avevi più soltanto quella dimensione dell'ammirazione, ma anche dei sentimenti affettivi, di gente alla mano. Poi Gesù ha avuto sempre un rapporto stretto con Bitti col tenore. Le ha da raccontare il tenore dei Bitti, Gesuino e cose come si chiama, e Peter Gabriel. Sì. Gesuino mi ha raccontato scene comiche e tragiche ad un tempo, o meglio farsesche, su questi rapporti, quando Cosello non sapeva chi era Peter Gabriel. Esatto. Quindi, sì. sai, ci hai chiesto, l'ha ponato chi nono. Quando poi ha saputo da Gesuino chi era, no, chiamami Luthor. Quindi sono anche storie di umanità nostra, voglio dire. Sì. Beh, un piccolo forse merito Gesuino l'ha avuto anche nel far conoscere nel mondo i tenores di Bitti, o no? Certo, ha contribuito anche per queste amicizie trasversali. Gesuino era proprio addentro, mentre il tenore di Bitti era un tenore locale, che poi si è aperto grazie a questi rapporti e lì il lancio è diventato universale. In fondo il tenore di Bitti nel mondo non è soltanto famoso perché lo chiamavano da tutte le parti del mondo, sì, ma lo chiamavano dopo che era entrato in un gioco di rapporti con i grandi musicisti, insomma. Ecco. Bachisio, tu hai avuto ed hai, credo ancora, la passione del canto, canti anche tu, no? Non hai mai cantato con loro? Una volta, al 40 anni, al 40esimo, si è fatta la festa dei 40 anni del tenore di Bitti, pochi anni fa.
E mentre si faceva questa festa, a un certo punto Daniele ha inventato una sorpresa. Ha detto, adesso cantavano, il tenore Sì. cantava lì, nel locale cinematografico di Beatty all'Ariston. E a un certo punto ha detto, adesso chiamiamo Jaocche del suo tenore, dei suoi studenti, che ero io. E io sono rimasto un po' sorpreso così, perché quella voce giovanile non c'è più e c'ho una voce arramattiata di malattia professionale a forza di parlare. No, e però ho cantato e con il tenore di Beatty. E sai, per quel che ne è venuto fuori, ma comunque simpaticamente ho esordito con loro, quindi sai. Qual è la, diciamo, la bellezza del canto dei tenori di Beatty? In che cosa consiste? Perché ha ammaliato un po' tutto il mondo? Ma guarda, il tenore di Beatty, io Hai scritto qualche cosa tu su di loro? beh, su O di sul loro canto? specificatamente no, sul tenore sì, Sì. perché ho fatto una prefazione a un libro meraviglioso di Andrea De Plano che ha scritto Tenores, Ah, proprio un libro Tenores. Poi con Andrea De Plano lo stesso e Paolo Pillon che abbiamo scritto anche Ballos, e quindi il canto, il ballo, il tenore. E Andrea è per me il numero uno nello studio dei tenori sì. di tutta la Sardegna. Ha studiato 20 anni, sa tutto e c'ha un materiale di un valore inestimabile, Andrea De Plano, sui tenori. E io ho avuto sempre questa passione, perché da studenti liceali e universitari avevamo questo, anche noi, su tenore e sui studenti. Eh. E io ero la voce, e poi c'erano altri, basso, contro e mesuoc. E quindi c'era anche un'affettività e anche un immedesimarsi, perché era un canto che ci apparteneva. Io ricordo da bambino, quando uscivo di casa per andare in Piazza Nova, ora Piazza Asproni, passando tutti nei singoli bar, 7-8 bar, ognuno aveva il suo tenore. Ah, E quindi era una musica che ci apparteneva in profondità dall'infanzia. Quindi io sono anche un competente. Quando sento i tenores mi accorgo se bisogno o non bisogno, cioè se sono veramente perfetti o se c'è qualcosa che non funziona bene, no? Perché? Perché c'è un allenamento, non è lo studio, è proprio la percezione che hai avuto dall'infanzia, per cui cogli gli aspetti di chi stonana, così stonata. Per esempio, su bassa e sa contra, non basta che sia un bello basso e una bella contra, bisogna che si sintonizzino tra loro. quindi è una sincronia perfetta. Una sincronia, non è detto che siano entrambi perfetti, bellissimi, eppure non vanno d'accordo del tutto, a meno che non cerchino di... Oppure una voce bellissima come voce singola, ma non è data su tenore. Vedi? Ma i testi hanno una loro importanza, sono sempre gli stessi oppure c'è una I variazione? testi variano, ci sono Sì. sia i classici dei poeti sardi, Sì. famosi, ma soprattutto il tenore di Beatty canta le canzoni dei poeti bitesi. Non per nulla il titolo che si è andato è su tenore Raimondo Nueloku. Raimondo Nueloku era un poeta bravissimo, bitese, e cantano i loro testi. Oppure altri testi di Cimino. Cimino è un poeta di una bravura incredibile, ha scritto poesie. Sempre di Beatty? Sempre di Beatty. Non era originario bitese, ma è vissuto a Beatty e poi a Nuoro, ma ha scritto sulla Brigata Sassari, tutti i caduti e quelli che sono rientrati li ha tutti cantati. E tu qualche testo per il tenore l'hai composto oppure no in sardo? No, C'è qualche cosa di tuo, voglio dire, a livello proprio di poesia, insomma? No, a livello di poesia io non ho scritto mai versi. Sono molto sensibile alla poesia e ai versi, ma non ho mai provato a... Gli dei non mi hanno dato i loro favori. Qual è un poeta che ammiri sardo? Beh, classici, i poeti in italiano e i sardo tutti, e da Peppino Mereo a Montanaro, ma anche Cimino è di grandissimo livello, il nostro Cimino.
tutte quelle poesie sue che terminano con "Già torrata, non mi deso olvidare, anima bella, vina schittene palpido su coro", sono delle ottave meravigliose, oppure quelle Orovino, rovino rilughente, aurora sorraio, so perdido, sono sotto la storrata, bellissime, oppure Sutta sorramos tu spil fuzido, Maria sti sa tumba riposenne, tutte di Cimino sono delle poesie di grandissimo livello artistico. Allora, tu che conosci la Sardegna, diciamo in maniera abbastanza profonda, ci sono altri cori, oltre Bitti, dello stesso livello? Guarda, il tenore di Orune, per me sono bravissimi. Sì. Secondo me il tenore di Orune e di Bitti sono molto simili, molto simili. C'è qualche variazione, ma minima. Ma Orune ha avuto una contra che è la migliore che io abbia mai conosciuto. La contra di Vittoriedda, che è morto alcuni anni fa. Una contra stupenda, inimitabile. È Orgosolo. Orgosolo ha un tenore bellissimo. Guarda, il tenore di Orgosolo, soprattutto quando il passaggio dal terzo verso al quarto, batte una girata de ocche, de musica, guarda che è una cosa meravigliosa. Poi singolare il tenore di Fonni, ha una sua specificità. A me piace anche molto il tenore di Oniferi. Ecco. Ascolta, e quelli che aveva utilizzato nei suoi film il regista tedesco, famosissimo, Werner Herzog. Che tenore aveva utilizzato? Mi sembra Orosei, credo. Orosei è un tenore diverso dagli altri. Non voglio sbagliare, però... Può essere. Orosei è un tenore diverso da tutti gli altri. Sì. È singolare, a me piace moltissimo, perché non hanno il boh, no, tipico, ma hanno la vocale, ed è una singolarità stupenda. Io sono innamorato del tenore di Orosei, sì. E poi c'è bello anche Dorgali, un bel tenore. Dorgali, Perché Dorgali è il primo forse che è stato registrato, mi pare di ricordare, negli anni 20. Così dice, scrive Andrea De Plano, che è dorgalese. Sì, però no, sono tutti tenori. Poi arriva il tenore da vicino ad Oristano, da Seneghe, sino a Monti, anche Olbia. Olbia aveva tradizione, lo dice Mario Cervo, che è grande conoscitore. Per cui l'area è veramente, tu parti da Seneghe vicino a Oristano e arrivi sino a Monti. La Gallura già no, è esclusa un altro bellissimo canto che è quello di Tempio di Aggio, meravigliosa, ma altro tipo di musica. Quindi è il mondo pastorale che ha prodotto il canto a tenore. Questa tradizione, secondo te, viene ripresa, durerà oppure è destinata a scomparire? Ma guarda, io credo che perduri perché c'è un innamoramento da parte dei giovani. Per esempio a Orgosolo ci sono 4-5 tenori. Buono. E a Bitti lo stesso, 3 o 4, ma oltretutto c'è stata anche una scuola. A Bitti è stata una scuola di ragazzi, per cui per esempio il tenore Montebannito quando è sorto erano 16enni, 18enni. Adesso, parlo di anni e anni fa. Voglio dire, c'è una passione da parte dei giovani, di studenti. Quindi io credo che abbia una resistenza, e per fortuna, perché è un canto singolare, è diverso. Ma io ricordo che questi grandi musicisti europei dicevano: ma questo canto da dove viene? Perché era fuori, non era una voce né di testa né di petto, non appartiene alla musica nostra conosciuta, europea. È una voce ancestrale che viene dalle viscere e che ha su base esaconta, vengono proprio dalle viscere è una contrazione, una faringalizzazione, laringalizzazione e poi una nasalizzazione e una particolare apertura della bocca, quindi è un parto su base esaconta. C'è un qualche cosa di sacro? Non vi dubbio. In origine il ballo e il canto erano sacri, ma certamente. La loro origine etnologica è sicuramente sacra. Certo.
Allora, speriamo che Gesuino è scomparso. Gesuino? Vabbè, lo chiamiamo dopo.